passato esattamente un mese dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, il conflitto continua, chissà ancora quanto proseguirà. Oggi il pontefice ha deciso con questa giornata speciale proprio di consacrare Russia e Ucraina al cuore dell'Immacolata Maria, e abbiamo con noi l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato per raccoglierci in questo momento anche spirituale, per cercare di capire, analizzare questo difficile momento, cercare di capire anche quanto la Chiesa, la diocesi friulana sta cercando di fare per questi profughi ucraini che stanno arrivando tantissimi. Sappiamo che transitano qua in Friuli Venezia Giulia oltre la metà, poi si fermano qualcuno, è una zona di crocevia, però è importante quanto lo sta facendo la Caritas in questi giorni. Abbiamo capito anche quanto è importante la solidarietà friulana. Monsignor Mazzoccato, io le chiedo innanzitutto l'importanza di questo giorno da parte del Pontefice, la decisione che è arrivata da parte del Papa, perché? Cioè, certamente è una scelta molto forte che ha trovato immediatamente il consenso, penso, di tutti i vescovi. Ecco, che è quella di fare un momento di fede, di preghiera, una preghiera appunto di affidamento, di consacrazione al cuore immacolato di Maria, di tutte le necessità del mondo, però più specificamente le necessità del popolo ucraino e del popolo russo, pensando che né il popolo ucraino né il popolo russo vogliono la guerra, vorrebbero la pace. Purtroppo ci sono altri interessi in gioco che creano purtroppo la condizione di guerra. E allora Papa Francesco, accogliendo un pressante invito dei vescovi cattolici dell'Ucraina, ha deciso, ecco, di fare in questa giornata in cui celebriamo l'annunciazione dell'angelo a Maria, proprio questa preghiera di affidamento, di consacrazione a Maria, ecco, in continuità con la richiesta di Fatima. Questa consacrazione è stata fatta da altri pontefici, Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, la ripetiamo anche oggi. È un gesto spirituale e anche, potremmo dire, morale forte, che ribadisce da una parte che ci affidiamo a colei che può intercedere contro il male e dall'altra per tenere vigili i cuori, ecco, vigili i cuori che bisogna contrastare questo male. Che cos'è la guerra? Se dovesse proprio definirla. La guerra è il male, cioè l'ho già detto in altre occasioni, in continuità col Papa. Papa ha detto che è una follia. Io dico è una follia nel senso che è proprio un assurdo la guerra, proprio non ha nessuna motivazione. Sento in questi giorni che si discute molto adesso per vedere le motivazioni da una parte, di motivazioni dall'altra, le origini storiche, le origini geografiche, eccetera. Si può discutere di tutto, alla conclusione del tutto lo strumento della guerra non ha motivo e non ha senso. Si sta facendo il male. Per chi ha fede il male ha un'origine, che è lo spirito del male, che è Satana, e lo si vede perché si distrugge e basta, si fanno vittime. Si potrebbe mettersi d'accordo in altri modi, evidentemente. Quindi la guerra è il male e noi dobbiamo contrastarlo. È una società malata questa, una società piena di egoismi, in cui c'è poca solidarietà, in cui vige magari più la forza del potere, l'ambizione che altro. Certamente è una società malata, mi viene da dire non più malata di altre epoche, perché noi siamo malati e, come ho detto altre volte in questo periodo, la malattia comincia dai cuori, cioè i cuori sono malati, i nostri cuori sono malati proprio come lei diceva, ecco, per la tendenza all'egoismo, per la tendenza a mettersi al primo posto, e sono malati specialmente di mancanza di fede, perché se tutti
avessimo un po' di fede in Dio, nessuno andrebbe a ammazzare un altro. Quindi certamente anche la nostra società è malata, come l'è stata la società della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, eccetera. E allora possiamo aiutarci tutti a guarire, cominciando dai cuori. Può sembrare semplicistico questo, invece è fondamentale, ecco, anche questo cammino di preghiera spirituale proprio per chiedere anche la guarigione dei cuori. Ma lei rivede un po' quella cattiveria che c'era durante la Seconda Guerra Mondiale? Anche certo, sappiamo insomma che non si è vissuto in quell'epoca, ma però la paura esiste, ecco, è concreta. Ah, purtroppo, purtroppo. Cioè, noi vediamo che uno dei pericoli maggiori per l'umanità è la sete di potere, che è una sete di potere, che poi si manifesta in potere economico, in potere di forza, perché chi ha più armi vince, ecco, vince, distrugge, diciamo la verità, la sete del potere. Ecco, che è quella, la prima tentazione che Gesù ha dovuto vincere. Nel deserto Satana gli dice: tu potrai governare tutti i regni, ti inginocchi davanti a me. Gesù replica dicendo che non si inginocchia davanti al potere e a Satana e quindi finirà in croce. Chi si inginocchia davanti a questo potere, e abbiamo sempre chi si inginocchia, poi fa disastri e vittime. E purtroppo in Europa così gravemente non ce lo saremmo aspettati, dico la verità, purtroppo dobbiamo far fronte. Cosa pensa di questa Europa, di questi capi di Stato che dicono che utilizzeranno il 2% del PIL per invio delle armi? Armi contro armi. Il Papa ha avuto una frase pesantissima, dicendo che si vergogna di questo. Io capisco che immediatamente viene da dire che bisogna mettere armi contro armi, perché altrimenti chi ha le armi... Ma il Papa ha fatto un discorso molto più ampio, dicendo che bisogna chiederci qual è il modo migliore per un governo universale e far capire che il governo universale non passa attraverso le armi. E questo è assolutamente vero, ma lì purtroppo pochi mettono il dito sull'industria delle armi. Quali sono le vere armi invece da utilizzare? Armi tra virgolette. Sì, le vere armi è cercare il bene comune per tutti, cercando di cominciare da chi ha meno possibilità di assicurarselo questo bene comune. Ecco, è questo che la dottrina sociale della Chiesa, naturalmente ispirata dal Vangelo, ha sempre ripetuto. Sembrerà un sogno, non so come dire, scatologico, grande, quello che Isaia diceva: trasformiamo le spade in vomeri e le lance in falci. Cioè quello che è la lancia serva a mettere il grano, quello che è la spada serva per arare il campo. Oggi verrebbe da dire esattamente così. Senta, riguardo agli aiuti che voi state facendo, state prodigando per il popolo ucraino, in che cosa si stanno concretizzando? Beh, devo dire, per quel che io colgo, ho contatti vari in questo tempo, perché cerco di tenermi in contatto naturalmente. Abbiamo una grande gara di solidarietà, ecco, da parte di tante persone. Noi abbiamo così l'idea a livello, diciamo, di diocesi, che ha nella Caritas, nell'istituzione della Caritas, la propria espressione di carità, di solidarietà. Vediamo che c'è bisogno di un coordinamento, ecco, perché è bello la gara di generosità, però il coordinamento è fondamentale proprio per capire qual è il modo migliore per organizzare gli aiuti. E allora con la Caritas diocesana cerchiamo da una parte di coordinare il territorio, per cui abbiamo scritto ai parroci dicendo che chi ha possibilità, specialmente di alloggio, il problema fondamentale è l'alloggio, e un alloggio naturalmente dignitoso,
poi anche assistito, lo segnali alla Caritas e quindi stiamo progressivamente raccogliendo disponibilità. Dall'altra ci interfacciamo noi, soggetto unico, con le istituzioni, prefettura, protezione civile, eccetera, in maniera che facciamo una cosa organizzata e quando ci chiedono disponibilità di accoglienza noi possiamo offrire questo. Sostanzialmente lavoriamo specialmente su questo, che è quello appunto dell'accoglienza, dell'assistenza a tutti i livelli dei profughi che arrivano. La risposta dei friulani, secondo lei, c'è stata in questo periodo? Sì, c'è stata la sorpresa? No, sorpresa devo dire no, perché io penso che il senso di solidarietà c'è nel cuore della popolazione friulana. C'è stata e continua ad esserci, ecco, proprio con grande disponibilità a tutti i livelli, dalla semplice famiglia alle comunità religiose, alle parrocchie, eccetera. Quindi direi da questo punto di vista una bella testimonianza e la possibilità ancora di ospitare persone. Le chiedo le ultime due cose. Lei lancia un messaggio ai politici di oggi? Diciamo, mi viene un messaggio che ho detto altre volte per altre gravi problematiche sociali. Ci sono delle problematiche sociali che non devono mai essere strumentalizzate. Ecco, questo l'ho detto per altri temi. Mi viene da dire anche per questo, capisco che dicendo così qualcuno potrà forse restarci un po' male, però ecco, io dico, questo è una necessità primaria. Ecco, quindi chi può e come possiamo, tutti però si lavora per l'obiettivo. Ecco, perché capiamo che c'è l'obiettivo immediato, c'è l'obiettivo a medio termine, sappiamo, il problema energetico, e certamente dovremo affrontare delle conseguenze probabilmente di ristrettezze economiche tutti, vabbè, le affronteremo, perché quello sia il vero obiettivo e non diventa motivo di strumentalizzazione per altri scopi. È un mondo che cambia, questo non tornerà più indietro. Da questa guerra non si tornerà più indietro, secondo lei? Non si torna neanche più indietro dalla pandemia, perché ha cambiato l'animo delle persone e quindi è stato andare avanti in questo senso. Da questo spavento della guerra, sperando che rimanga dove è e che si chiuda immediatamente, voglio dire che non creiamo altri confini di guerra, e questo ha acceso un dubbio e una paura dentro l'Europa, credo che onestamente non pensavamo di dover più affrontare. Questo comporta un ripensamento un po' da parte di tutti. Grazie mille. Grazie a voi. E ora ci troviamo davanti al Duomo di Udine, dove si sta svolgendo la messa, la consacrazione della Russia e l'Ucraina, la Madonna Immacolata. Ci troviamo con questo signore che partecipa alla messa, no? Per quale motivo? Facciamo parte di una delle nuove collaborazioni pastorali e diciamo siamo stati un po' invitati e abbiamo sentito un po' tutti di dover dare anche un piccolo gesto di preghiera per questo, ecco, per la pace, e soprattutto questa sera verrà consacrata al cuore immacolato di Maria sia la Russia sia l'Ucraina, perché qui tutti quanti hanno bisogno del dono, diciamo, della pace. Non è che siamo qui per parteggiare per uno o per l'altro, anche se ovviamente sappiamo come stanno le cose, però c'è bisogno di pregare per ambedue i popoli, ecco, questo è poco ma sicuro. Ecco, anche perché, signora, come ha detto anche il Papa, la guerra è follia. Esattamente, allora nel nostro piccolo di fronte a questa catastrofe cosa possiamo fare se non chiedere, invocare la protezione, come dire, l'ispirazione dello Spirito Santo affinché queste persone, no, questi signori della guerra decidano di fare la pace per il bene di tutti. Senta, una situazione talmente critica, voi temete insomma che possa ampliarsi questo tipo di conflitto? Il timore è grande ed è per questo che credo che ci voglia una mobilitazione generale, ma proprio partendo dai rapporti con le persone quotidiane, no? La pace, c'è una pace generale, ma c'è anche una pace a livello di relazioni personali.
ed è in questo senso che, vabbè, io sono insegnante, per cui c'è anche la tensione di educare i nostri ragazzi, no, a delle relazioni di pace. Hanno coscienza i ragazzi di quello che si sta... Hanno tanto timore anche, hanno tanto timore, c'è una dicono? preoccupazione. Prof, ma viene la guerra, ci sarà la terza guerra mondiale? Quindi il sentore dello spavento, di un dilagare di questo conflitto c'è. Giovani generazioni che pagano dopo la pandemia anche questo tipo di periodo, no? Che quindi abbiamo... vedono la chiusura dei conflitti, chiusura dei confini, che magari noi abbiamo visto invece a riaprirsi a un certo punto, come tornare indietro. Ma è una situazione, noi diciamo i ragazzi non si rendono conto, sono forti, superano, non è vero, i ragazzi stanno vivendo un periodo di estrema fragilità e ci sentiamo tanto responsabili come adulti. Come azione pastorale cosa state facendo? Beh, allora noi semplicemente cerchiamo innanzitutto di essere uniti e come la nostra direttrice che ha parlato un attimo fa, stiamo cercando di lavorare insieme a costruire la pace prima di tutto fra di noi, perché questa è una base sicuramente necessaria. E dopodiché speriamo anche noi che il conflitto non si estenda, perché siamo convinti che non lo voglia realmente nessuno. Una cosa fondamentale è che per il cristiano soprattutto, ma in generale per tutti, non esiste una giusta guerra. Il termine giusta guerra messo insieme diventa un ossimoro, l'aggettivo con il sostantivo. Non esiste una giusta guerra. Quindi noi speriamo... Esiste per l'egoismo, no? Egoismo, denaro, potere. Ma al giorno d'oggi non è pensabile che i problemi non possano risolversi mettendosi a un tavolo oppure anche semplicemente prendendo in mano un telefono, internet, quello che ci sia, e facendo un tavolo insieme, dialogando, parlando e cercando di risolvere i problemi dovunque siano, sia quelli che vediamo come l'invasione che la Russia ha perpetrato, sia quelli che non vediamo e che magari ci sono stati in questi anni, magari qualche comportamento non corretto anche da parte dell'altro Stato o da altri paesi. Sono tante cose che purtroppo travalicano anche il nostro piccolo essere. Noi possiamo solo provare a seminare un po', però una cosa è certa, quello che ha detto lei, il timore c'è, ecco, questo non lo nascondiamo. Chiudo con lei perché volevo chiedere questo. Oggi l'arcivescovo ha detto una cosa importante, l'abbiamo sentito prima anche nella prima parte della nostra puntata, che diceva che armi, e adesso se ne parla anche di invio di armi, si destina addirittura al 2% di armi del PIL per l'Ucraina. Lei scuote anche il capo, no, in questo momento. Il Papa si è espresso chiaramente, non ci siamo, perché non ci sono motivi per aumentare la spesa delle armi. Il classico brocardo si vis pacem para bellum, secondo me non può essere applicato in questi termini, assolutamente. Ecco, L'arcivescovo ha detto sì che la vera arma è la solidarietà. Assolutamente, siamo qui per questo, nel senso che proprio è una questione di educazione, è una questione di testimonianza di fede e noi che crediamo, che ci sforziamo di essere dei credenti, ricorriamo a chi può più in alto. E ora ci troviamo con uno dei esponenti della maggioranza e della giunta di Udine, Falcone, qui presente per questa Santa Messa iniziata appunto per la consacrazione della Russia e dell'Ucraina. Momento difficile che stiamo attraversando, Udine si è stretta attorno alle popolazioni e sta cercando di portare la propria solidarietà. Assolutamente c'è un sentimento di solidarietà che si estende dal nord al sud di tutta l'Italia. Diciamo che probabilmente siamo tutti sorpresi di questa guerra, nessuno se l'aspettava, anche perché l'insegnamento del passato, il progresso dovrebbe portarci anche appunto degli insegnamenti e dovremmo far frutto di quello che è già stata la storia e sulle guerre purtroppo abbiamo tantissimi esempi negativi che hanno diviso popoli, famiglie e hanno portato solo che distruzione oltre che odio e povertà. Quindi in un momento come questo, che già una pandemia così forte che ha portato anche questa molto dolore, non ci si aspettava una guerra, devo dire la verità, scoraggia un pochettino e purtroppo dà la percezione che si viva la giornata.
Oggi l'arcivescovo ha detto nella nostra intervista che ha lanciato un appello ai politici, che poi è un appello che si ripete sempre costantemente anche di fronte ad altri tipi di emergenze. Bisogna fare quanto più di necessario in questo momento, cercare delle soluzioni subito emergenziali, no? per queste popolazioni, ma anche per risolvere i problemi, no? Rivolgendosi anche meno al potere, meno alle ambizioni e più alla solidarietà. Esattamente, nel pormi la domanda hai già usato il termine che a mio avviso è quello più opportuno, cioè bisognerebbe anche un pochettino mettere da parte alcune ambizioni, perché sono sempre dell'idea che le guerre vengono indotte, non c'è mai, poi sappiamo che ci sono dei territori che sono molto caldi, guidati da delle persone che comunque hanno diciamo un fare dittatoriale quasi sempre, quindi sono le società più attente che devono anche porsi in condizione di non arrivare a questi tipi di situazioni, e questo spesso proprio per le ambizioni non accade. Onestamente dovremmo anche da questo punto di vista farci qualche domanda. I cittadini hanno risposto però a questo, prima di tutti, prima ancora dalla politica possiamo dire, organizzandosi per conto loro, mandando gli aiuti, ospitando le persone, insomma la solidarietà si fa sentire soprattutto da questo popolo che ha imparato dal terremoto che cosa vuol dire solidarietà, da subito, a rimboccarsi le maniche. Sì, ma questa è proprio la dimostrazione che i popoli diciamo, non vogliono la guerra, vogliono la serenità, la pace, ma questo la dice tutta. In Italia noi siamo da questo punto di vista anche siamo avanti forse più degli altri paesi, perché anche la gestione delle problematiche, come puoi vedere nell'ambito europeo spesso ci sono delle manifestazioni che finiscono in qualcosa di diverso, no? Che in Italia c'è un senso diverso anche di manifestare, di opporsi a tutta una serie di cose che... C'è colore politico probabilmente in questo. Sì, ma in generale io vedo su tutte quelle che sono le problematiche più grosse che ci hanno, voglio dire, in questo periodo sottoposti, no, a dei ragionamenti. Io vedo che comunque la popolazione ha una sorta di civiltà nel porsi, anche se non d'accordo su alcune cose, e questo è un grande segno di evoluzione. Poi la cosa più bella è che comunque è un popolo che si è dimostrato solidare anche in momenti difficili, perché ricordiamoci che comunque anche noi stiamo vivendo dei momenti abbastanza singolari, le famiglie si trovano ad affrontare problematiche di qualsivoglia genere, perché il Covid ha creato problemi economici, il rincaro delle bollette ha creato altri insomma problemi su problemi, quindi oggi vedere che le famiglie si rimboccano le maniche per poter fare solidarietà, per dare una mano, questo è veramente sorprendente, ci fa onore e ci fa essere orgogliosi di appartenere a questa terra, che è una terra che da sempre ha vissuto nel sacrificio, rimboccandosi le maniche dall'immigrazione al terremoto e a tant'altro. Io la ringrazio Falcone, la lascio andare alla Santa Messa a seguire, insomma. Vi ringrazio, Screenshot termina qui, noi ci vediamo la prossima settimana, sempre a partire dalle 19:45, solito triplice appuntamento mercoledì, giovedì e venerdì, dal Duomo di Udine è tutto, grazie, arrivederci, buona serata.